Allora, segretaria, lei appunto già detto attenzione perché questa scelta di opzione che viene data con opzione donna può riservare qualche cosa, una sorpresa amara, tra virgolette. Sì, è una sorpresa amara perché il calcolo della pensione avviene esclusivamente con il sistema contributivo, vale a dire con il sistema che è stato introdotto nel 96 e sia che una abbia cominciato a lavorare prima del 96, sia che abbia cominciato successivamente. Cosa succede? Succede che rispetto, diciamo, alla prima stesura, cioè a quando è stata introdotta opzione donna qualche anno fa, la penalizzazione, diciamo, rispetto a quella che sarebbe stata la pensione calcolata con il doppio sistema retributivo e contributivo, diciamo, le pensioni del passato erano maggiormente penalizzate. Adesso, essendo prevalente il calcolo con il contributivo ed essendo esigua la quota rispetto al vecchio sistema che è il retributivo fatto con le retribuzioni, è evidente che la pensione, diciamo l'opzione donna è comunque una via di uscita, ma è una via di uscita di cui tener conto solo, secondo me, nel momento in cui uno è preso da esigenze particolari o comunque da necessità. Perché c'è un taglio del 25-30%, se non sbaglio, giusto? Sì, parlano del 25 al 30%, oggi si avvicina secondo me più al 25-24 che non al 30%. Però sono soldi, sono soldi. È comunque una grossa riduzione. È un quarto della pensione. Un quarto, bravo, un quarto della pensione, dice il segretario, esatto, sono giochi. Teniamo conto di una cosa, che poi l'aspettativa di vita nostra è un'aspettativa di vita molto lunga, quindi bisogna tener conto dell'aspettativa anche di vita. L'unico vantaggio che possono avere diciamo, le donne che escono con opzione donna e che hanno delle pensioni molto basse, perché i contributi, faccio mente locale alle colf per esempio, sì, a chi ha lavorato nei tessili per diversi anni, chi ha il part-time, sì, chi va solo con diciamo, chi ha cominciato tardi a lavorare, è che se una donna va con opzione donna ha un piccolo diritto che gli viene mantenuto e che è quello dell'integrazione al trattamento minimo, naturalmente tenendo conto del reddito familiare. Il problema dove sta però? È che diciamo, l'integrazione al trattamento minimo non è una certezza, perché se il reddito della famiglia è di un certo tipo, l'integrazione al trattamento minimo non avviene. E comunque, diciamo, l'opzione donna, torno a ripetere, è una scappatoia, è una opzione che una persona estrema ratio, mali estremi, estremi rimedi, solo, certo. Diciamo, in caso di necessità. Bravissima, questo in caso di necessità, quindi non prenderla con la leggera. L'APE sociale invece, anche questa, è per chi? Allora, l'APE sociale è un provvedimento che è stato introdotto, credo, dal governo Gentiloni a suo tempo, ma poi per 2 anni non se ne è dato corso, e diciamo è una possibilità di anticipare l'uscita dal lavoro per chi, diciamo, per chi per i disoccupati, per chi assiste familiari disabili e per persone con invalidità pari almeno al 74%. Non è una pensione, è un calcolo che viene fatto a seconda, diciamo, della categoria a cui si appartiene. Della contribuzione, vice segretario. Diciamo che per chi è disoccupato, per gli invalidi civili che hanno almeno il 74%, superiore al 74% di invalidità, per chi cura le persone anziane, per i lavoratori dipendenti che sono impiegati in attività
gravose. Infatti vediamo la slide successiva, sono 23 categorie, ampliate le categorie di lavori gravosi. Allora, per le persone fino, diciamo, a chi assiste anziani, il requisito per chiedere l'APE sociale è di 63 anni e 30 anni almeno di contributi. Per chi invece è un lavoratore dipendente ed è impiegato in attività particolarmente rischiose o difficoltose, il requisito è 63 anni e 36 di contributi. Con la legge di stabilità ultima che è uscita, sono stati aggiunti gli operai edili, e per gli operai edili il requisito è pari a 63 anni di età e 32 anni di contributi. Cosa succede? Viene calcolato un assegno. Allora, intanto bisogna naturalmente fare una richiesta per vedere se uno ha i requisiti ed è, diciamo, rientra nella casistica. Io lo interrompo solo un secondo, perché lei, segretaria, solo un secondo, quando ha parlato di lavori gravosi, sono 23 le categorie, voglio ricordare che da quest'anno la novità sono insegnanti della scuola materna, portantini, giardinieri, lavoratori delle pulizie, conduttori di veicoli, macchinari, mobili di sollevamento, quindi ci sono nuove figure professionali. Certo. Quindi è importante che le persone si informino se il settore in cui lavorano, che è considerato gravoso, si possono utilizzare questa condizione per anticipare di 4 anni. Di 4 anni, quindi. Perché anziché andare a 67 anni vanno a 63 anni. Quindi informare se si rientra con lo specifico lavoro, quindi questo è molto importante. Esatto. Allora, cosa succede? Succede che diciamo, una persona fa la richiesta per vedere se rientra in questa casistica, e se viene accolta questa richiesta, diciamo, può uscire dal mondo del lavoro e ricevere un assegno che viene erogato dall'INPS e non deve essere restituito, perché l'APE, la cosiddetta diciamo APE normale, prevede una restituzione in 24 mesi, una specie di mutuo che di prestito, insomma, questo cosa non è un prestito che fa lo Stato, ma non va restituito, e soprattutto poi si può entrare, diciamo, si può valutare anche se c'è la possibilità, perché qualcuno magari chiede l'APE sociale, ma magari raggiunge anche il requisito per la pensione anticipata o per quota 102. Quindi si può anche, soprattutto per quota 102, e si può diciamo, chiedere di accedere con quota 102. Il problema però dove sta? Il problema è che l'accesso vero alla pensione si ha con i 67 anni, quindi con l'età per la vecchiaia, che è, perfetto. Esatto, che è diciamo quella dei 67, certo. Per il momento. Per il momento. Segretario, quota 62 anni per le piccole e medie imprese, c'è anche questa come novità. Sì, questo, come diceva la collega, l'APE sociale è sostanzialmente uno strumento, è oggetto anche questo della trattativa con il governo che vogliamo regolare, la possibilità di anticipare il pensionamento rispetto all'età di vecchiaia nei settori più gravosi, del lavoro più gravoso, perché non tutti i lavori sono uguali e non tutte le condizioni sono stressanti allo stesso modo, quindi questo strumento ha questa caratteristica. Questo che è stato introdotto invece, che riguarda le piccole e medie industrie, cioè i lavoratori dipendenti delle piccole e medie industrie, che sono legati a ci sono dei settori che sono profondamente in crisi con la situazione del Covid, quindi le imprese che hanno lo stato di crisi in relazione a questa situazione hanno la possibilità di avere un pensionamento anticipato a 62 anni in relazione c'è un fondo, è stato costituito un fondo di 200 milioni per i prossimi 3 anni, e per questi 3 anni queste situazioni di crisi hanno la possibilità di utilizzare questo strumento. Tenga conto che nei grandi settori industriali c'è la mobilità che può accompagnare al pensionamento, qui non c'era uno strumento di questa dimensione, è stato introdotto questo fondo che dovrebbe aiutare anche i settori, i lavoratori che lavorano non per loro scelta ma
spesso per condizioni pratiche nelle piccole e medie industrie, nelle piccole e medie aziende, hanno comunque la possibilità di avere questo strumento per anticipare se c'è la crisi, anziché la disoccupazione eccetera, si passa attraverso questo strumento di accompagno alla pensione. Siamo in chiusura, assegno unico, bisogna ricordarsi di fare la domanda, vero? Sì, velocissimo. È stato introdotto l'assegno unico per i figli. Questo riguarda quelle persone un po' più giovani? Che riguarda le persone più giovani, perché ci sono anche pensionati. Ricordiamo a tutti che va fatta la domanda per avere l'assegno unico per i figli entro il 28 di febbraio, si può fare poi anche fino a giugno avendo gli arretrati, ma è importante fissare l'appuntamento con i CAF per fare l'ISEE, perché questo è legato, l'assegno unico, il nuovo assegno unico di sostegno delle famiglie e dei figli è legato all'ISEE, quindi bisogna prenotare subito con il CAF della CGIL per fare l'ISEE e fare contestualmente la domanda per l'assegno che poi verrà pagato da marzo per tutti i figli che sono a carico. Perfetto, allora il tempo è volato letteralmente, io vi ringrazio, magari se avete la possibilità poi di ritornare un'altra volta sarà sempre piacevole perché poi potremo approfondire anche i vari territori, comunque già ci ha accennato. Sì. Allora ringraziamo Giuliana Lancisi, SPCGIL Verona, segretaria con delega alla previdenza, grazie di essere stata qui con noi, segretaria, di aver illustrato in modo molto approfondito le varie questioni. Per tutti coloro che sono del Veronese, rivolgetevi alle sedi dello SPI per controllare, per dare una controllatrina alle pensioni, che male non fa. Pier Giorgio Carrer, grazie di essere stato qui con noi, SPCGIL Venezia, responsabile Dipartimento Previdenza, lo stesso riguarda per i veneziani e naturalmente per tutti. Date una controllatina alla pensione, richiamate le sedi dello SPI, poi se non avete capito bene le tematiche chiamate direttamente lo SPI CGIL e vi verrete naturalmente informati di tutto quello che vi può interessare, andando anche direttamente agli sportelli previa prenotazione e valutando la propria posizione pensionistica. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito, la puntata la vedete in replica sul web naturalmente sul nostro sito internet. Buon proseguimento. Grazie. Grazie, arrivederci.